Ma andiamo a rivedere quanto è successo in questi 90 minuti tra San Marino Academy e Sassuolo, con il Sassuolo che, dicevamo, riesce a strappare altri 3 punti importantissimi. La squadra di Piovani attacca subito e lo fa con Tommaselli, il cui destro però non impensierisce Ciccioli, che chiude bene la porta distendendosi a terra e bloccando la conclusione del numero 21 del Sassuolo. Prova a rispondere anche il San Marino Academy, lo fa con questo cross di De Santis dalla destra, colpo di testa di Muia che va a finire abbondantemente lontano dalla porta perché disturbata dall'ottimo intervento di Filangieri. Ancora Tommaselli tra le linee, prova a inventare qualcosa, trova Pirone che entra in aria, uno sguardo in mezzo, cross preciso per Cambiaghi, ma c'è la testa di Kunizawa ad allontanare il pericolo dentro l'area piccola, a pulire qualsiasi situazione che avrebbe procurato un possibile gol. Poi l'azione del gol, qui il rinvio di Ciccioli intercettato da Tommaselli che innesca Pirone, che a sua volta trova dentro l'area piccola Cambiaghi che col destro non dà scampo a Ciccioli, trova il secondo gol consecutivo in questo campionato, il terzo in totale in questo campionato di Serie A Team Vision. Piatto destro che non lascia scampo, che trafigge Ciccioli per il gol dello 0-1. L'assist al bacio di Pirone che sarà anche l'MVP del match. Sinistro preciso e destro chirurgico di Cambiaghi. San Marino Academy che prova a rispondere subito, lo fa col suo capitano che vince di lotta il duello con Filgens, supera in uscita anche Lemei, poi arriva troppo stanca e defilata sulla conclusione per chiudere la rete e il palo esterno nega la gioia del gol e dell'immediato pareggio da parte degli Jessica Menin. Qui Miyashi entra in aria, dentro per Pirone, gli sporca il tentativo a rete De Santis che compie una diagonale incredibile. Sempre Sassuolo che diverte questa volta con Dubkova che tenta la conclusione a rete con il mancino, palla che però finisce alta sopra la traversa. È un Sassuolo che non si arrende, qui Cambiaghi entra in aria e esplode subito il mancino che va a spegnersi contro l'esterno rete. Conclusione che non trova lo specchio della porta, con Cambiaghi vicino alla doppietta personale in questo match. Punizione di Miyashi a cercare Cambiaghi, sponda stupenda per Tommaselli, il cui sinistro però non trova lo specchio, trova solamente il fondo. Qui girata stupenda che innesca Cambiaghi, che supera in velocità Montalti, entra in aria, sorpassa anche Ciccioli in uscita, la sterzata per eludere anche l'intervento dell'altro difensore Kunizawa, ma poi con il mancino chiude malissimo, facendo finire il pallone contro i cartolini pubblicitari e facendo disperare Pirone lì vicino che poteva concludere a rete. Sassuolo che si diverte e diverte, qui Pirone entra in aria poco dopo, chiude male il diagonale e di fatto non trova il gol dello 0-2. Tante occasioni create da Sassuolo, ancora Bugeia, entrata partita in corso, che va a lanciare Pirone, affronta tutta la difesa, entra in aria, serve Bugeia che con questo rimpallo prova a chiudere, la palla gli ritorna tra i piedi e con questo sinistro trova il gol, il settimo in questo campionato, che chiude definitivamente il match. San Marino 0, Sassuolo 2 al minuto numero 80, ma altra azione determinante di Pirone che quando parte palla al piede mette in subbuglio tutta la difesa, e qui Bugeia, stellina 2004 maltese, trova il sinistro vincente al minuto numero 81 che mette praticamente in ghiaccio i 3 punti per il Sassuolo. San Marino Academy in bambola, qui Battelani prova a inventare qualcosa scambiando benissimo con Bugeia, destro potentissimo, con però il destro che finisce di poco alto sopra la traversa da parte di Battelani, che dà comunque un gesto di ok da parte alla compagna Bugeia per l'ottimo assist. Sassuolo in cerchio a festeggiare